Prima l'annuncio delle dimissioni, poi la marcia indietro. Il sindaco di Vigo d'Arzera ha vissuto ore febbrili ieri sera dopo che aveva deciso di togliersi la fascia tricolore per protesta contro la possibilità che la prefettura inviasse un centinaio di profughi nell'ex deposito missilistico dell'aeronautica. In tarda serata il dietrofront, dopo che i deputati del Partito Democratico avevano rassicurato il primo cittadino, che oggi ha chiesto al prefetto un atto scritto per scongiurare massicci arrivi di profughi che non siano concordati e soprattutto condivisi con gli altri comuni del territorio, altrimenti le dimissioni verranno subito ripresentate. Dimettersi e scappare sarebbe stato, se c'è la possibilità di discutere una modalità diversa di gestione di questo fenomeno, io sono qui a fare la mia parte. Se però si dovesse capire che effettivamente soltanto chi grida e chi ha dimensioni territoriali tali da poter imporre la propria voce viene ascoltato, allora dovrei prendere delle decisioni diverse. E così a 2 giorni dal vertice di Venezia, che lunedì dovrà dare indicazioni precise sulla collocazione dei nuovi profughi in arrivo in Veneto, rimane altissima la tensione tra i sindaci ma anche tra le forze dell'ordine preoccupate per la situazione. Il problema più grave è che non c'è una profilassi che possa essere così perfetta da permetterci di lavorare senza gli strumenti idonei, che sono delle mascherine previste da una circolare ministeriale che non abbiamo se non in qualche macchina, e quindi non ce l'hanno gli operatori che intervengono. Guanti che sono sempre meno. Intanto a Ponzano Veneto, dove un gruppo di profughi è ospite della parrocchia di Paderno, guidata da Don Aldo Danieli, la tensione e la psicosi sicurezza di questi giorni hanno provocato la reazione di un gruppo di genitori della zona. Era in programma in queste ore una festa, con la presenza anche di molti bambini. A Marghera c'è chi non dimentica l'aspetto umano, oltre che professionale, e accoglie nel suo albergo i profughi, accogliendo anche l'invito del prefetto. Ho parlato con i miei colleghi, ma i miei colleghi in materia sono un pochettino, diciamo tra virgolette, restrittivi in materia, non vogliono sentirmene parlare di queste cose qui. Le accetto anche sul piano umano, è comprensibile anche questo.